Bella raga, ciao a tutti del Comandone Veneziano, andiamo subito con gli acquisti di novembre, abbiamo come diciamo scenario la collezione Marvel con la Marvel Movie Collection e tutti i film della Marvel Cinematic Universe. Ok raga, allora partiamo subito a bomba e partiamo dove sempre diciamo la musica fa diciamo la voce grossa anche questo mese, anche se abbiamo la Games Week porterà tanta roba devastante, più chiaramente ci sarà sì, la preparazione a Natale, che sarà Natale, diciamo che avevo spiegato che ci sarà quella collezione barra gioco da tavolo, barra miniature calcistiche incredibili, ma ripeto, tutta quella parte là sarà per gli acquisti natalizi. Io direi di partire subito a bomba con un acquisto storico per il Cume. Non inizierò una collezione, ve lo prometto, anche perché non mi piace, nel senso odio costruire, però questo 19 euro della Lega, Jurassic Park, non potevo non prenderlo. Dove c'è Dennis Nedry ci sono io, cioè la cosa bella del mondo è il signor Dennis. Viva Dennis Nedry. Ok, poi abbiamo Genesis Trespass, l'ho preso diciamo in edizione rimasterizzata perché quello che avevo dell'85 cominciava a crollare. Secondo album dei Genesis, uno dei capolavori a mio modestissimo parere. Poi abbiamo Pink Floyd Dark Side of the Moon, la versione Blu-ray, sempre di 50 anni, voglio tutto di Dark Side of the Moon, non poteva mancare questo. Dark Side of the Moon, 50° anniversario, CD normale, e godo. Cofanetto mostruoso anni 80 con 4 dischi, veramente c'è di tutto, tutta la musica anni 80 che ha fatto la storia. C'è qualcosa di incredibile sto cofanetto, con dentro anche un libricino con tutte diciamo le cose, anzi lo facciamo vedere, scusa, cosa faccio? L'avido. Allora, vediamo, eccolo qua. Abbiamo un libricino, ma rimettiamolo dritto, grazie. Eccoci qua, con tutta la high story, ci sono anche i Queen ovviamente. Eccoci qua, tanta bella robina. Eccoli qua. E questi sono i CD, 4 CD belli arroganti. Eccoci qua, perfetto. E raga, sono iniziati gli acquisti di novembre, un saluto dal Comandone, ciao! Raga, continuiamo gli acquisti di novembre, altra scena diciamo con altre collezioni comendiane e abbiamo due acquisti economici quindi belli. Dracula, per avere un film in più diciamo di Halloween, l'edizione del 25° anniversario di Bram Stoker. Non è un film diciamo mio, nel senso io non amo molto questi film, non amo molto Dracula, però lo voleva la Comendina, allora l'ho preso 8 euro come questa edizione qua, mi sembra insomma una buona cosa, preso così avevamo un film anche in più da vedere ad Halloween, che è un periodo che a me piace così così, invece per la mia ragazza è una festona incredibile. Ok, benissimo. Poi abbiamo la colonna sonora di Super Mario Bros. Movie. A me il film è piaciuto tantissimo, sinceramente, e la colonna sonora è tanta roba, proprio edizione da collezione, un'opera d'arte meravigliosa, e non vedo l'ora di ascoltarmelo. Raga, un saluto dal Comandone Veneziano. La Games Week è sempre più vicina. Ciao! Sono arrivate due cosine piccine picciò. Questo è un film recentissimo, Fidanzata in affitto con Jennifer Lawrence, quindi insomma dopo Margot c'è Jennifer, quindi non si va a sbagliare, una commedia tranquilla, ma qua è veramente una gnoccolona da paura come sempre, ma forse qui ancora di più. E poi ragazzi, io l'ho preso per la Chiara perché dopo il Lego di Jurassic Park si è intrippato e quindi gli ho preso questo a 10 euro per fare lo shuttle, l'astronautino e altre cosine. Veramente robe piccoline, perché sapete che i Lego io non li costruisco, a lei alla Chiaretta piace e la lascio a lei l'onore. Quindi due cosine piccine picciò, meno di 20 euro, due cosine, e il Cume gode. Bella raga, continuiamo con gli acquisti di novembre e ragazzi c'è il pericolo di una nuova collezione, non so cosa sperare, non è solo colpa mia, anzi è colpa della mia dolce metà. Ma andiamo con ordine. Abbiamo un po' di filmozzi qua, Intanto abbiamo un gioco che l'ho ripreso scatolato dopo tanti anni. Football Manager 2024, un'edizione scatolata un po' così, non l'apro perché c'è il codice, ma un'edizione di Football Manager un po' curiosa. Ciao. Poi abbiamo un po' di film. Intervista col vampiro,
e Team, versione estesa, o Ateam, o come volete voi. Risky Business, in un inglese, perfetto. E il DVD di Il Super Poliziotto del Supermercato 2. Sto aspettando l'uno, che l'uno invece è in Blu-ray. Commedia così, comunque con un attore che mi fa impazzire, mi fa troppo ridere, e ci stava. Per le cifre spese di sti film, raga, veramente un'inezia. Poi andiamo con una spesa che ho dovuto fare per forza, dove sono detto in antico, in ungherese antico, però per fortuna almeno sono preso in versione wireless, così almeno ho uno spinotto in meno. La nuova tastiera G915 Tiki Health KL in un inglese, meraviglioso, molto bella devo dire, però costa un po' troppo, però chiaramente se devo fare un upgrade lo faccio migliorando. Dopo vediamo un po' come si vede in postazione, e poi raga, lo so, deve arrivarne anche un altro su Amazon, la crisi di una nuova collezione, pertanto comunque si ricostruisce la mia ragazza, quindi però è arrivato Jean-Paul Thanos, tutti piccolini ovviamente, roba piccola e costa poco, però potrebbe essere l'inizio di una nuova collezione, ho paura. Jean-Paul Thanos. E Christopher Darth Vader. Christopher e Jean-Paul sono i veri nomi di questi due personaggi che sapete sono i miei preferiti. Eccoli qua, perfetto. Deve arrivare un altro Lego di Indiana Jones. Ho paura ragazzi, ho tanta paura. Bene raga, andiamo avanti con gli acquisti comendiani, sempre pre-Games Week. Allora, cominciamo con una colonna sonora arrivata da Houston. Anzi, scusatemi, da Austin, Texas. Questa veramente è tanta roba, film epico che non vedo l'ora di avere in Blu-ray. Prenderò sicuramente la Steelbook se c'è. Ma ragazzi, abbiamo la colonna sonora di Oppenheimer di Ludwig Göransson in un inglese, tedesco, svedese, danese, perfetto. Ma tanta robina è questa. Capolavoro assoluto. Oppenheimer, film meraviglioso, colonna sonora strepitosa e si gode. Poi abbiamo un Funko Pop edizione speciale di Freddie Mercury, ne ho già due, ma questo non si poteva non prendere. C'è anche una spilletta, non so cosa, comunque. Funko Pop a dir poco afrodisiaco. Grande Freddy. Dopo abbiamo tre filmozzi. Questo è un film raro, l'ho trovato a un bel prezzo, ma si trova anche a prezzi non super alti, però non è fuori catalogo, non semplice da trovare. Babe, maialino coraggioso. Non è un film che amo, però comunque mi ricordo un periodo di montagna, che l'ho visto al cinema in montagna, e vabbè, insomma, comunque è un pezzo della collezione, me lo sono pigliato. Poi il film che invece mi è piaciuto sempre tantissimo, Con Air, con Nicola Gabbia e tanti altri grandi attori, ma Nicola Gabbia su tutti, l'uomo che ha una sola faccia, ha una sola espressione. E poi Saving Mr. Banks in un inglese, perfetto, molto bene. E chiudiamo, questo sempre per colpa della signora Cumendina, eccolo qua, forse l'unico un po' più grande di Indiana Jones, Lego Indiana Jones, ma questo è dell'ultima crociata, il famoso, diciamo, come si dice, inseguimento in aereo, che poi il professor Harry Jones senior con l'ombrello riesce a distruggere l'aereo con gli uccelli, tutto quanto, però è veramente epicus. Tanta roba. E niente raga, sono finiti gli acquisti. Abbiamo sempre una bella robina, per fortuna non roba estrema dal punto di vista economico, perché ci stiamo tenendo ovviamente per la Games Week. Raga, alla prossima, ciao! Bella raga, andiamo avanti con gli acquisti di novembre, è arrivata un po' di rovina. Allora, cominciamo con delle card di Magic. Abbiamo due angeli di platino in una versione diversa rispetto a quella normale, che è la mia carta preferita in assoluto. Heist Van Colt, in un inglese perfetto, Heist Van Colt, in una versione alternativa. Fulmine. No, scusate, sì, no, Fulmine, che Dio mio.
Vabbè, insomma, comunque la versione fulmine, diciamo, meno nobile, che costa 2 però in una versione alternativa, colpo di fulmine dovrebbe essere. Mamma mia, sto vaneggiando, ragazzi. Galta, in una versione alternativa. Dopo abbiamo una isola e pianura in versione particolare di Secret Lair Acquario, che è il mio segno leone, che è il simbolo di Venice. Orkish Master per avere la seconda copia, carta più costosa anche. Dopo per la collezione mi sono preso carte bannate un po' ovunque, soprattutto in Modern, ma no nel formato comendiano. Eccolo qua. That's right, Shaman. In inglese sempre perfetto. E poi ho preso tutte le terre artefatto che mi servono per dei mazzi. Eccole qua. Guardiamole tutte in velocità. Eccoci. Da parte Orkish Master, carte che valgono niente da un punto di vista di collezione, però mi servono e comunque, se a me piacciono, valgono milioni. Eccole qua, proprio tutte quante quelle possibili ed inimmaginabili. Ok, dovremo quasi esserci. Vai anche queste. Vai. Sono 10 se non erro. E queste sono le ultime. Eccoci qua. Perfetto. E queste sono le Magic Card che ci prepariamo l'espansione con le carte di Jurassic Park. C'è addirittura... non hai detto la parola magica. Ciao. Poi qua torniamo con le Black Series. No, non mi ricordo se è Black Series o... Comunque insomma un action figure di Star Wars, ragazzi, che action figure. Vader con la maschera spezzata nel duello con Obi. Cioè questa veramente è tanta roba. Eccoci qua. Poi abbiamo la Steelbook di Mission Impossible, che devo ancora guardare la parte 1 perché c'è la parte 1 e parte 2 di questo film, quindi sarò curioso di vederla, dove anche a Venezia. Poi qua abbiamo 2 album Magic per mettere le carte, quelle che gioco, insomma le carte che uso su sempre e così da non sempre tirare fuori i quadernoni giganti. E qua lo stesso per metterne altre. Eccoci qua. Raga, un saluto. Il Milan fa schifo. Vengo dopo il 2-2 con Lecce, scandaloso. E soprattutto, tra poco c'è la Games Week. E anche Milan-Fiorentina che vado a vederla. Ciao! Raga, andiamo avanti con gli acquisti di novembre. Ci godiamo il nostro Vader in versione maschera distrutta. Eccolo qua. Oggi andiamo a spacchettare dalla sedia. Allora, qua abbiamo già tutto quanto qua, tutto davanti, raga, tutto davanti. Allora, cominciamo con Magic perché adesso entriamo in Magic the Gathering con il pre-release di Le Caverne Perdute di Ixalan, ragazzi. Questa è un'espansione che aspetto da tanto con le carte di Jurassic Park e tanta bella robina. E qua abbiamo il primo bundle con una carta di Jurassic Park garantita, che ragazzi ci sarà l'unboxing di tanta roba su Jurassic Park, ve lo dico già. Queste invece me le faccio con la Quendina. Poi abbiamo Blu-ray, il super poliziotto del supermercato, questo in Blu-ray, ho preso anche quello, il 2 in versione DVD. E poi qua ragazzi abbiamo sempre la stessa cosa, ma in realtà non è. Questo è quello che ho preso tempo fa, adesso è uscita la versione nuova con praticamente 13 canzoni in più, incredibile, e quindi che colleziono tutto dei Beatles non potevo non prenderlo. Eccoci qua, questo invece non c'entra, fa la differenza che non è solo nell'adesivo ma anche in altre cose. Poi ritornano i giochi, perché in questi ultimi 2 mesi ho preso pochetto di giochi, con Riot, Son of Rome, ho preso a 4 euro, Xbox One, godo, perfetto, e poi Rischio 2, Blu-ray carino di un film non devastante, però che gradevole, e me lo godo. Raga, andiamo a vedere i Lego montati, chiaramente non da me, e cominciamo con Jean-Paul Thanos, eccolo qua, e Paolo Weber, e si gode, bellissimi sono, ok. Poi qua abbiamo
Aspetta, però qua riusciamo a spostare, ecco, perfetto, con il mitico Nedry, ragazzi. Chiunque vuole essere Dennis Nedry, perché è la cosa più bella che esiste al mondo. Dennis Nedry è il Dilophosauro, con la Jeep, con qualsiasi cosa. Questa è la scena madre di qualsiasi Jurassic Park. Però mettiamolo un po' più vicino, che ecco, un po' più così. Questo è veramente stellare. E poi andiamo a vedere uno Space Shuttle. E godo. Qua abbiamo. Non ho tenuto le scatole Cecilioma, non le ho messe a vista le scatole dei Lego di due personaggi di Thanos e Vader, perché non erano granché. Qua abbiamo la scatola di Jurassic Park, la scatola dello Shuttle, e qua ragazzi manca Indiana Jones. Stiamo vedendo di farlo, non lo faccio io, lo farà Chiara, ma questa è tanta roba, quando avrà voglia lo comincerà e si gode. Qua ho sistemato un po', ho tutti i DVD italiani, sempre Disney e sempre un po' di... Ragazzi, continuano gli acquisti comendiani e oggi Fab 4. Ragazzi, sono uscite le compilation, diciamo, storiche che ho già, però queste hanno, diciamo, una ventina di brani in più tra la parte 1 e la parte 2, quindi 62 66. Bellissimo, con il logo, anche ce l'ho fatta anche stavolta, e la 67 70, tanta robina, e poi c'è anche l'ultima canzone, Now and Then, e si gode. Quindi arrivano i Fab 4 anche in una versione nuova, aggiornatissima, e godo. Poi altri due quaderni di Magic, presi a un prezzo super vantaggioso. E ragazzi, arriva l'ultima action figure che mancava di Indy. Questa è veramente tanta roba. Il papà di Indy, grande Sean, ti amo. Ciao ragazzi. Piccola parentesi ragazzi, è arrivato anche questo film con Paolo Villaggio, Sogni mostruosamente proibiti. Un bel film carino con degli sketch, diciamo, storici, tra cui quando deve dire tutto il settore della curva del Brasile e giocare a partita a tennis con Borghi e tante altre cosine. Grande Paolo Villaggio. Ragazzi, altri acquisti di novembre, set booster di Le Caverne di Ixalan e addirittura il collector, dove ci sarà un unboxing di quelli arrogantissimi. E poi per chiudere, Michael Jackson, Michele Figlio di Giacomo, Bad, 25° anno. E si gode ragazzi, si gode a bomba. Ragazzi, acquisti musicali, andiamo avanti con gli acquisti di novembre, tutti presi a un prezzo stracciatissimo. Raga, sto beccando veramente delle offerte devastanti. E vai di colonna sonora di Mamma perso l'aereo, poi The Beatles One, che è la compilation però con anche il Blu-ray, nel senso, io quella, diciamo, la versione, quella uscita ancora non mi ricordo, nei primi anni 2000, rossa, però distrutta, va ancora perfettamente il CD, però è proprio distrutta. E l'ultimo CD dei Rolling Stone, che ragazzi è tanta roba. Io non sono per i Rolling Stone, cioè ho qualche disco ma non tantissimi, però Hackney Diamonds in un inglese perfetto è tanta roba. E poi chiudiamo con Ziggy Stardust, 50° anniversario, tanta robina, con canzoni in più, live, robine varie, insomma, tanta roba. La musica domina la scena. Ragazzi, siamo sul reparto fumetti perché è arrivato un fumetto nuovo dopo tanto tempo. Sinister War, tutti i nemici di Spider-Man. Eccolo qua, dopo un po' arrivano anche i fumetti, che sapete la collezione più recente, quella dove faccio meno acquisti, però ogni tanto se vedo qualcosa di carino me lo piglio. Ciao! Ciao Thanos, ciao Stan. Raga, andiamo avanti con gli acquisti di novembre e abbiamo due chicche importanti. Allora qua ho preso, sempre sto sfruttando ragazzi chiaramente il Black Friday, che ci sono veramente delle fatalità su cose messe in lista, delle offerte molto vantaggiose. E qua partiamo con un cofanetto Dookie dei Green Day, o Doki, lascio sempre a voi la scelta, uno dei miei album preferiti dei Green, eccoli qua. Ed è un cofanetto molto bello perché questi gadget, sono delle spillette che chiaramente non si aprono, però molto bello. Poi qua abbiamo una specie di adesivo, non so che cacchio sia. Qua altri adesivi, sorry, eccoci qua. Poi abbiamo
una specie di cartolina molto bella. Qua abbiamo un libro, c'è un libro, un libricino, diciamo, con le illustrazioni e anche una parte, diciamo, no, è proprio un libricino dove ci sono scritte e immagini, molto bello. Poi abbiamo l'album, che però, che ce l'ho già, però non fa mai male. Qua abbiamo una demo, non so cosa sia, sinceramente saranno delle prove, non lo so. Poi abbiamo Green Day Live, Woodstock 1994, e te lo godi, una delle mie copertine anche preferite. E qua abbiamo un live, Olive, lascio sempre a voi la scelta finale, di Barcellona 1900, non lo dice? No, non lo dice, la basta. Comunque, un concerto live a Barcellona. E qua ci siamo, abbiamo il cofanetto di Dookie o Doki, o come volete voi. A me non interessa la pronuncia, a me interessa il cofanetto, sinceramente. Mettiamo via, ok, il libricino, e ok, cartolina, e va bene. Poi abbiamo etichette qua, adesivi, collanina e spille Dookie, Green Day. E poi ragazzi, il chiccone. Tanto cominciamo con audiocassetta dei Guardiani della Galassia volume 2, ho anche il CD ovviamente, ma perché ho preso questa? Intanto è iconica per il film, per Star-Lord, per quel cacchio che volete voi, però ragazzi sapete che io insomma, ho cominciato ad ascoltare musica dalla tenera età, ma non ho cominciato ovviamente con lo streaming, non ho cominciato con i CD, né con i lettori CD, quelli portatili, né con gli iPod ovviamente, ma io ho cominciato con questo. Mi ricordo che era un Walkman, il Sony Walkman l'ho avuto dopo, ma era tipo quello per bambini, dove tu praticamente mettevi la cassetta, avevo anche il microfono, potevo anche registrare su cassetta le cagate che sparavo da piccolo, tutte queste cose qua, insomma. E allora ho detto, voglio trovare, ho trovato a 15 euro questo Walkman, che devo dire che funziona anche bene. Comincerò, adesso non dico che comincerò a prendere 1000 cassette, però qualche cassetta magari ogni tanto, se la trovo, me la piglio. Però l'emozione di fare questo gesto un po' mancava, anche perché non mi ricordo neanche come si vede. No, scherzo, dai, non sono ancora così pippa. Andiamo, qua devo mettere pochissimi secondi, se no rischiamo che cacchio di copyright. Cuffie ovviamente, queste cuffie sono del 2005 mi sembra, quindi comunque dai, ci sta. Vediamo se riusciamo a far sentire qualcosa. Sentite? Sì, si sente forse. Ci vuole un po'. E si parte con Mr. Blue Sky. Ta 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 ta. Spero di non cancellarla per il copyright. Raga, eccoci qua. Ciao. E quindi abbiamo il Walkman. Quindi farò un video un po' sulla storia della musica comediana, di come è partita con i primi album e tutte queste cosine qua. Raga, un saluto dal comendone veneziano. Un mese di novembre che non male, ma manca ancora la botta finale, la Games Week e Milan-Fiorentina. Questo mi fa un po' più paura. Ciao! Ragazzi, ho preso due cosine per la casa utili per riuscire a guadagnare spazio e avere ancora margine, forse per qualche anno con gli acquisti. Ora che abbiamo messo il buon Jared in cima a tutti, di Labyrinth, qua ho messo diciamo i CD, quelli meno nobili, quelli diciamo presi ma che non, sì, diciamo o mi piacciono meno o comunque non sono della iper collezione, che in realtà ci sono veramente CD importanti, però chiaramente non sono Pink Floyd, Genesis e Beatles e così. E qua invece ho messo i DVD più belli, così almeno posso esporre un po' di DVD anche importanti. Ripeto, qua metto i CD, quelli o le versioni doppie o di gruppi magari che non ho tanta roba, o insomma quello che compro, ecco, nel senso perché comunque nello studio principale voglio chiaramente i miei preferiti in assoluto. Poi invece altro acquisto,
un bachicone per mettere l'altra robina. Vabbè, qua c'è una delle cose più belle in natura, Dennis Nedry. Qua ho tutte le colonne sonore, a parte Star Wars, Jurassic Park, Rocky, Ritorno al futuro, Indiana Jones e Marvel varie, perché quelli sono nella principale, ma solo per un fatto che li ho messi insieme all'action figure. Qua abbiamo un po' di film, che per esempio Clockwork Orange, il Pop e American Psycho, i miei film preferiti, con l'almanacco sportivo e Top Gun in versione steelbook, bellissima. Qua un po' di fumetti Marvel, quelli che non mi stanno in studio, e qua tutta la musica italiana. E si gode, ragazzi, si gode a cannone. Ok, qua ho sistemato un po', qua metto i trofei qua, e anche qua la bacheca, e basta, ragazzi. Salutiamo la postazione retro. È ottimo, veramente due colpi che migliorano notevolmente anche il salotto, anche se ormai lo spazio è minimo. Non fate a caso al cuscino rosa e si gode. Ciao! Bella raga, andiamo avanti con gli acquisti di novembre e con il Black Friday ho trovato forse l'acquisto migliore, lo cercavo da una vita a un prezzo buono. Come sapete avevo bisogno di un lettore esterno, Blu-ray, che potessi insomma copiare, masterizzare, fare, brigare, e raga l'ho beccato ed è tanta robina anche come design, guardatelo, iper figo. Andiamo, te lo godi, è a bomba, fa tutto e lo fa anche bene ed è anche bello, quindi due piccioni con un cume e si gode. Scusate ragazzi, il panico regna sovrano. Questa è la scatola, se può interessare, eccolo qua, Asus External 16 per Blu-ray Write e si gode. Così posso copiarmi anche i CD su iTunes in maniera un po' più veloce. Chiaramente tra gli acquisti di novembre mettiamo anche il PC da retro gaming con le Trusted RGB 15 euro e si gode. Eccoci qua, molto bene. Adesso mettiamo qua, lo mettiamo in postazione così, e dalla postazione di retro gaming facciamo vedere gli acquistetti magicosi. Partiamo dalla Dragon Shield Patrol, mi mancava il Patrol, sentite ragazzi lo slang Patrol, molto bello, uno dei più belli secondo me, e te lo godi. E poi ragazzi abbiamo sbustato il collector di Jurassic Park, non è arrivato Dennis Nedry. Se Dennis Nedry non va dal cume, è il cume che va da Nedry. Vediamo cosa abbiamo preso. Un per 4 di Hotepec Huntmaster, mi serve per il mazzo dinosauri, e te lo godi. Poi un Gideon delle Ordalie o Ordalie, lascia voi la scelta. Mi mancava solo la terra palude di Jurassic Park, arrivata. Zakama, che non mancava nella collezione di dinosauri, scandaloso. E poi le carte che più volevo di Jurassic Park. Ravenaus Tyrannosaurus, carta iconica. E poi Nedry number 1. Non hai detto la parola magica. Spitting the Leoposauro. E si gode ragazzi. Acquisti di novembre probabilmente terminati, manca solo la Games Week. Ciao! Eccomi qua, mi sono dimenticato che c'è un nuovo Lego, non solo lo Space Shuttle, ma anche l'astronauta con la bandierina. E rigodiamo ancora di più. Ragazzi, acquisto veloce a 5 euro. Barbarella Streisand, Guilty, in un inglese perfetto. Album che non ha bisogno di presentazioni, con Woman in Love in assoluto, la mia preferita, dove Barbarella dimostra una tecnica, una classe canora devastante, degna del cume quando in doccia. Raga, alla prossima, ciao! Ragazzi, non mi ricordo se ho già postato questa cosa, ma c'è l'orsacchiotto astronauta prima della Games Week. Se ho già messo sto video, pazienza, ma guardatelo, bello come la luna di giorno. Eccolo qua ragazzi, bottino, Games Week. Molto soddisfatto.
Raga, un saluto dal Comendone veneziano, ci becchiamo con gli acquisti di novembre che arriveranno dopo questo video e dopo si parte con dicembre con lo speciale Natale comendiano. Ciao!